Buonasera e ben ritrovati, numerosi malgrado tutto. Un saluto anche a coloro che ci seguono da casa via streaming. Secondo appuntamento questa sera dedicato alla storia di Paolo. Abbiamo qui con noi, e lo ringraziamo per la sua presenza, Don Stefano Di Donè, che è direttore dello studio teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto. Venerdì scorso abbiamo introdotto il tema di Paolo con Don Michele Marcato, partendo dagli Atti degli Apostoli. E anche questa sera gli Atti degli Apostoli saranno una fonte tutto sommato importante, perché verrà riportato la vicenda, il celebre discorso che fece San Paolo all'Areopago ad Atene con i filosofi, che suscitò, diciamo, scandalo. Sta di fatto comunque che Paolo nel corso dei millenni ha sempre suscitato interessi nei filosofi, tant'è vero che anche Heidegger lo ha studiato e anche pesantemente criticato. Non mi resta che lasciare la parola quindi a Don Stefano Di Donè e ringrazio tutti per la presenza. Buonasera a tutte e a tutti e grazie per il rinnovato invito che ho accolto volentieri anche nel contesto di questa rinascita culturale, un po' dei Carraresi, per la quale vi complimento con il Presidente Garofano. Il tema della conversazione di questa sera è talmente vasto, Paolo e i filosofi o Paolo nella filosofia, che richiederebbe di suo un ciclo di conferenze. Perché la figura di Paolo ha attratto da sempre il mondo della cultura e in particolare il mondo della filosofia. Gerusalemme, Atene, Roma, 3 città, 3 culture, 3 mondi. E Paolo, ebreo della diaspora, ma fieramente cittadino di Roma, le ha trattate fisicamente e anche idealmente, possiamo dire, rendendo possibile il formarsi di quell'originalissimo crogiuolo di culture che è il cristianesimo antico. Ecco, ricordare che il cristianesimo antico è un crogiuolo di culture credo sia importante anche per l'oggi. E Paolo è sempre stato considerato, diciamo così, dal mondo della cultura come, che vuol dire dagli intellettuali europei, sostanzialmente come il genio che avrebbe, per così dire, uso questo termine tra virgolette improprio in questo contesto, sdoganato il messaggio cristiano dal provincialismo etnico legato al giudaismo, offrendogli un'apertura universalistica e è anche una teologia. Ed effettivamente va riconosciuto a Paolo questo merito, cioè l'elaborazione di una vera e propria teologia della giustificazione, della creazione, del tempo. Un messaggio e una visione cristiana del tempo e della storia. Proprio perché il tema è così vasto, questa sera dovrò fare delle scelte, cioè fare una selezione dei temi e di alcuni autori all'interno di questo macro tema che è il rapporto tra Paolo e la filosofia. Anzitutto vedremo subito, come è stato citato appunto, come si muove Paolo nel contesto del discorso all'Areopago e poi, diciamo, 3 letture vi propongo questa sera, completamente diverse di Paolo e però complementari. Quella, penso, la più nota di Nietzsche, quella un po' meno nota di un rabbino filosofo della storia, Jacob Taubes, e poi di un filosofo marxista, Alain Badiou. Voi direte, cosa c'entra San Paolo con un rabbino, un filosofo marxista e Nietzsche? Infatti, no? Secondo Nietzsche Paolo è uno squilibrato mentale, sostanzialmente. Secondo Taubes Paolo è il nuovo Mosè e secondo Badiou è il fondatore dell'universalismo cristiano. Ecco, sono 3 letture che anticipo e che ci danno l'idea come Paolo è una figura estremamente complessa e ricca. Allora partiamo in questo ideale viaggio, in questa ideale traversata, a partire da Paolo stesso, cioè da come Paolo si è relazionato, possiamo dire così, con il mondo della filosofia. E quindi partiamo da Atene. Atene, quando Paolo arriva verso il 50, è impregnata di epicureismo, stoicismo e neopitagorismo. Tutte tendenze che, diciamo, esprimevano l'intenzione di una religiosità più interiore,
non esteriore, ma interiore. Un po' come già i profeti dell'Antico Testamento l'avevano sottolineato. Platone, nell'Eutifrone, critica la religione ridotta a mercato, con parole molto simili a quelle anche dei profeti dell'Antico Testamento. Cito dall'Eutifrone: che vantaggio possono avere gli dei dai doni che ricevono da noi? Come a dire, appunto, che cosa ne giova di ciò che può fare l'uomo? Ecco, Paolo sapeva che trovava questo tipo di contesto, allora nel suo discorso cerca di intercettare questa cultura. Mi riferisco alla narrazione appunto del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, versetti 16 e 34, no? La narrazione che si colloca storicamente tra il 50 e il 51, sostanzialmente 20 anni dopo la morte di Gesù. La narrazione lucana di quell'episodio ci restituisce sostanzialmente un fallimento. Paolo, quando arriva a parlare della risurrezione, si trova di fronte al rifiuto, no? Cito il testo: quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Questo fallimento evidentemente pesò molto a Paolo, però è importante, proviamo un po' ad analizzare la strategia comunicativa che lui aveva cercato per arrivare a un risultato che non c'è stato e come poi è cambiata la sua strategia argomentativa. Allora, la strategia argomentativa di Atene, possiamo dire così, dell'Areopago, è sostanzialmente una valorizzazione della cultura ambiente, un tentativo di inculturazione. Paolo fa un certo lavoro su di sé, anche sul suo atteggiamento, perché leggiamo che lui all'inizio fremeva, no, contro gli idoli che vedeva, ma si mostra, diciamo, dialogante e addirittura cerca di utilizzare un linguaggio per andare incontro ai suoi interlocutori. E fa leva su due immagini sostanzialmente, quella dello stirpe e dell'impronta, facendo riferimento alla triade platonica della vita, movimento ed essere. E cita esplicitamente una frase del poeta Epimenide: in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E poi il poeta Arato: poiché di lui anche noi siamo stirpe. Insomma, Paolo si è preparato bene, ha studiato la parte, non improvvisa, ma azzarda appunto questo accostamento, certo forse un po' accomodante, tra la ricerca a tentoni che fa l'uomo di Dio e l'essere immagine di Dio di cui Genesi 1,26 testimonia, cercando appunto questa inculturazione tra la cultura semitica e quella greco-ellenistica. L'uomo che porta in se stesso l'impronta di Dio, non usa il termine immagine o somiglianza, ma impronta, però richiama quell'idea lì. Quindi Paolo prepara questo tentativo per cercare di sfondare i confini del giudaismo e del messaggio dirompente della nuova religio cristiana. Tutti gli uomini destinatari di questa salvezza, sullo sfondo di una lettura, diciamo, positiva della religiosità degli ateniesi. Captatio Benevolentia, quando dice: no, vedo che in tutto siete molto religiosi. Voi adorate colui che senza conoscerlo io adesso appunto ve lo annuncio. Ora, come dicevo, no, nonostante questi sforzi, l'esito di questo tipo di proposta è un fallimento. Quando Paolo arriva a parlare di resurrezione, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Ecco, questa situazione, poi dicevo nell'abstract, no, che alcuni però, un uomo e una donna, Damaris, nome che evoca appunto, può essere tradotto come una moglie, comunque una donna e un uomo che si convertono. Diciamo, è un'immagine anche simbolica, tanto il fatto che c'erano anche delle donne presenti, questo vuol dire che era anche un contesto aperto, di dialogo, di cultura, e probabilmente anche una donna di un certo rango. E dicevo, nonostante queste conversioni, sostanzialmente dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, questa strategia viene sostanzialmente abbandonata da Paolo. E se noi prendiamo un'altra modalità che Paolo, come reagirà dopo? Ecco, reagirà, diciamo, lasciando questo schema che potremmo dire di tipo teistico, cioè è un'idea di dire
l'uomo alla ricerca di un'idea di Dio che ha già, e passerà invece a uno schema più dialettico. È il Paolo della prima lettera ai Corinzi. Un Paolo che fa leva sulla parola della croce, il logos, stauru, per cercare appunto di stanare i suoi interlocutori, invece che intercettarli. E addirittura poi nelle lettere ai Romani, grande testo dottrinale, arriverà appunto ad avere delle posizioni ancora più ardite, no? Quando, parlando dei pagani, dirà: essi non hanno più motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. È un registro un po' diverso. E questo però ci fa capire come c'è stato un cambiamento, no, dell'atteggiamento. E però il fatto che c'è questo schema adesso più dialettico, che è quello legato alla parola della croce, non significa che Paolo non ha rinunciato ad un'inculturazione, ma l'ha, diciamo, utilizzata in un altro modo. È appunto all'interno di uno schema dialettico. E qui lo cito solo velocemente, però è qui che Paolo sfodera i suoi colpi migliori. Nella prima lettera ai Corinzi, quando dice: la parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Eccezionale da un punto di vista anche comunicativo. Paolo qui fa leva esattamente su una contrapposizione, no, tra la ricerca umana della sapienza e la stoltezza di Dio che si fa appunto il logos tauru, la parola della croce, che è un ossimoro, perché appunto sulla croce che cosa è successo? Non è stato mica tanto una parola, è stato più un fallimento, la morte. Certo, le 7 parole di Gesù in croce, però la croce è anche il simbolo del fallimento stesso di Dio, dello svuotamento definitivo, e quella però diventa per Paolo la parola della croce, l'unico vero messaggio. Eccezionale, dicevo, dal punto di vista non solo dei contenuti, ma proprio anche della modalità comunicativa. Ma questo è Paolo, quindi non lo prendi facilmente. Adesso vediamo i suoi lettori ed interpreti. Iniziando anzitutto da Nietzsche, perché Nietzsche è la lettura, il Nietzsche di Paolo è la lettura anche più, diciamo, popolare, cioè quella che è stata diffusa di più a livello di cultura. Nell'aforisma 68 di Aurora, testo del 1881, Nietzsche presenta Paolo come il primo cristiano, responsabile, a suo avviso, del fatale affermarsi del cristianesimo. Paolo avrebbe il merito, o la colpa, secondo i punti di vista, di essere, sempre stando Nietzsche, l'inventore della cristianità. Prima di lui non c'erano altro che alcuni ebrei settari. Citazione di Aurora, numero 68. Questo complimento, in fondo, che fa Nietzsche a Paolo, perché dice bravo, sei riuscito, non deve trarre in inganno. Questa lettura Nietzsche la riprende in fondo da Renan, dal ritratto di Paolo che fa Renan, cioè che è un ritratto dell'intellettuale medio europeo nei confronti appunto di Paolo, che viene visto come un vero interlocutore rispetto appunto alla figura, no, che emergeva dalla narrazione. Ma è solo più tardi, nel 1895, nell'Anticristo, che Nietzsche sferra i suoi colpi più violenti. Perché sostanzialmente Nietzsche accusa Paolo di aver fatto di essere un impostore, no? Di aver incontrato sulla via di Damasco non il crocifisso risorto, ma un'idea.
l'idea della risurrezione. Cito Nietzsche, numero 58 d'Anticristo, fu questo il suo attimo di Damasco. Egli si rese conto che aveva bisogno della fede nell'immortalità per svalorizzare il mondo, che l'idea dell'inferno si sarebbe impadronita anche di Roma, che con l'aldilà si uccide la vita. Sostanzialmente Nietzsche cosa vuol dire? Che Paolo ha semplicemente recuperato l'idea che era già presente nella filosofia antica dell'immortalità dell'anima e l'avrebbe applicata alla vicenda di Gesù. E il genio di Paolo sarebbe stato consistito nel far fare all'immortalità dell'anima, diciamo, un salto di specie, per usare il linguaggio cui in questi giorni siamo abituati, no? Cioè quello di diventare appunto la dottrina della risurrezione, per veicolare una speranza negli uomini, come a dire nulla di nuovo sotto il sole. Ora, come hanno dimostrato recenti studi, tra i quali quello di Valentina Soncini, è chiaro che Nietzsche contrappone Dioniso al crocifisso. Dioniso che incarna, diciamo, tutta la volontà di potenza, tutta appunto la capacità dell'uomo. Lo scontro è con il crocifisso, con l'inerme sulla croce. Ora, questo scontro e questa critica nietzschiana, certo, ha una sua potenza, no, argomentativa, però potenzialmente è anche feconda. Feconda per il cristianesimo. Cosa voglio dire? Che Nietzsche non aveva tutti i torti a prendersela contro una certa caricatura del cristianesimo. La caricatura cioè di un cristianesimo piegato al dualismo e al moralismo. Ora, non è certo questo né il cristianesimo di Paolo, né tantomeno quello di Gesù nei Vangeli. Ora, quindi, per quanto corrosiva, la critica di Nietzsche a Paolo ha aiutato a riscoprire che il cristianesimo non è un'idea. La risurrezione non è un'idea o una verità astratta, o una dottrina. La risurrezione è la persona di Gesù, è l'evento Gesù Cristo. Quindi quello di Paolo non è, come scrive Nietzsche nella prefazione di Al di là del bene e del male, un platonismo per il popolo, ma è effettivamente qualcos'altro. Ogni dualismo e moralismo non appartengono al cristianesimo autentico. Quindi un altro attento lettore di Nietzsche come Umberto Regina ci ricorda che Nietzsche appunto combatté il dualismo sul piano gnoseologico e l'ipocrisia sul piano etico, ma appunto questo non ebbe a che fare con l'autentico messaggio del Vangelo, che è la persona di Gesù e di Paolo e della fede di Paolo in Gesù. E Regina afferma: non capì Nietzsche che al centro sia della vita di Gesù sia dell'immedesimazione con Gesù da parte di Paolo sta un amore che è irriducibile anche alle più alte virtù celebrate dall'etica precristiana. L'agape è quell'amore che tutto sostiene, in tutto ha fiducia, tutto spera e tutto sopporta. Interessante questa lettura, no? Cioè il fatto che sostanzialmente si dice Paolo avrebbe assunto l'etica stoica, avrebbe assunto, no, le tavole dell'etica precristiana e le avrebbe semplicemente assunte per battezzarle, diciamo, con il cristianesimo. Niente di più falso, no? Nel senso che certo c'è questa assunzione della cultura, però alla luce di un'esperienza che è quella appunto dell'amore e dell'incontro con la persona di Gesù Cristo. Ora, se Nietzsche censura radicalmente Paolo, possiamo dire che la sua censura di fatto però non ha avuto un successo, cioè di fatto molti dopo Nietzsche sono occupati di Paolo, anzi c'è stata una certa esplosione. Prima è stato citato Heidegger, ma pensiamo a Zizek, a Agamben, Foucault, Vattimo, Derrida, solo per dire alcuni nomi di filosofi che poi si sono occupati di Paolo. Allora, appunto, come dicevo, dovendo fare una scelta, non potendo, anche perché non aveva molto senso, fare una panoramica di questi autori, adesso che ho presentato Nietzsche e la sua lettura, diciamo, che ha plasmato una certa immagine di Paolo nella cultura, passo alla lettura che fa, una lettura diversa, che fa il rabbino Jacob Taubes.
e poi, se riesco con il tempo, andremo a Badiou. Queste due letture, quelle di Taubes e di Badiou, sono appunto, evidentemente sono parziali, inadeguate, ma nella loro parzialità possono essere utili per cogliere degli aspetti che in qualche modo restavano taciuti dalla critica nietzschiana. In fondo Nietzsche con il suo rullo compressore spazzava via tutto. Taubes allora. Taubes affronta un tema che in Nietzsche non è così evidente, che è la questione della teologia politica nella lettera ai Romani. Ora, facendo il nome di Jacob Taubes, rabbino e filosofo, facciamo il nome di una delle figure più controverse della cultura ebraico-tedesca del dopoguerra. E si apre un capitolo interessantissimo nel rapporto tra la filosofia e Paolo, che è legato a questo tema della teologia politica, che è un'espressione che appartiene al giurista, come è noto, Carl Schmitt, altra grande figura controversa, con cui Taubes intrattiene uno stretto rapporto, ampiamente documentato in una raccolta di scritti dal titolo Ai lati opposti delle barricate, corrispondenza e scritti 1948-1987, edita da Adelphi 2 anni fa, nel 2018. Una preziosa testimonianza del dialogo tra l'ideologo cosiddetto, o comunque così è la vulgata, del nazionalsocialismo e un rabbino. Un dialogo di altissimo livello intellettuale. Allora, però, prima di entrare nel rapporto tra Taubes e Schmitt, cerco di presentare la lettura politica della lettera appunto ai Romani di Taubes, così come emerge dalle 4 lezioni che egli tenne tra il 23 e il 27 febbraio 1987, poco prima di morire. Taubes era già malato di cancro, morirà il 21 marzo dell'87. Ecco, quelle lezioni sono state pubblicate in italiano con il titolo La teologia politica di San Paolo, lezioni tenute dal 23 al 27 febbraio 1987 alla Vorgutstätte delle Evangelische Studiengemeinschaft di Heidelberg. Heidelberg è il luogo dove Taubes insegnava. Ecco, in queste lezioni, sostanzialmente in questo seminario, no? Taubes che cosa fa? Sostiene una tesi che incrocia il tradizionale messianismo ebraico, l'attesa della venuta del Messia, con un'apertura di tipo politico. Cioè, nell'Antico Testamento la volontà di Dio era costituire un popolo mediante la fede del Messia, attraverso le tavole della legge consegnate a Mosè. Nel Nuovo Testamento Paolo è appunto come il nuovo Mosè, che fonda il nuovo popolo di Dio, il quale non può più incidere con una particolare comunità di persone elette, ma con un popolo aperto a tutti. Non c'è più né schiavo, né libero, giudeo, né pagano, no? Dice Paolo. Una comunità ospitale e inclusiva di ogni differenza. Ogni differenza di tradizione, di costumi, di classe, di lingua, ogni ethos viene superata. Non più popoli, ma una moltitudine di chiamati. Questa prospettiva è estremamente affascinante, la lettura che Taubes fa mostra qual è lo statuto escatologico, no, del cristiano. Cioè, appunto, non c'è più un'appartenenza etnica, perché la nuova appartenenza è essere in Cristo. Oggi, per dire, come direbbe Papa Francesco, fratelli tutti. Ora, questa lettura però si basa appunto su una certa lettura della storia e del tempo. Cioè, qual è il tempo che stiamo vivendo? È il tempo ultimo o il tempo escatologico? E qui dobbiamo entrare in una delle questioni più cruciali e difficili, che è l'interpretazione di un passaggio della seconda lettera ai Tessalonicesi di Paolo, uno dei testi più antichi. Il primo lettera ai Tessalonicesi è il testo più antico del Nuovo Testamento, seconda Tessalonicesi la segue di poco, quindi siamo grossomeno tra il 52 e il 54 d.C., ha qualche problema di autenticità, però è nel canone, quindi possiamo prenderla in esame. E è un testo
diciamo che ha dei toni apocalittici, perché sembrava che la venuta del Messia, la parusia, la venuta finale, fosse imminente, proprio il giorno dopo. In questo contesto, l'autore di questo frammento, di questa lettera, che non è Paolo, ma probabilmente qualcuno che si ispira agli insegnamenti di Paolo, allude, oltre che alla venuta, alla presenza del Messia, ad un'altra presenza, ad un altro potere. Perché scrive così, leggiamo il testo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insidiarsi nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Non ricordate che quando ancora ero tra voi io vi dicevo queste cose? Ora voi sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo. Eccolo qui il passaggio più oscuro. E ora voi sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo. Voi sapete cosa, no? E poi dice, il mistero dell'iniquità, il mistero iniquitatis, è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene, secondo accenno a questo potere che trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore della sua venuta. Capite che un passaggio così oscuro, così allusivo, ha scatenato un fiume di inchiostro. Qui non posso non citare, e dopo lo rinvio perché di fatto il tempo vedo che ha un bellissimo saggio di Massimo Cacciari, Il potere che frena, saggio di teologia politica, che è stato ripubblicato nel 2013, dove Massimo Cacciari fa una sua lettura di questo testo e in appendice mette tutta anche la letteratura, cioè da Agostino, Teodoreto di Ciro, eccetera, tutti i padri, tutte le interpretazioni di questo testo così particolare e intrigante, e che riguarda la questione del catechon, cioè di questo potere che frena. Appunto da qui il titolo anche del saggio di Cacciari, il potere che frena. Sarebbe questo, no? Cioè voi sapete che cosa lo trattiene, cioè sarebbe il potere che frena l'iniquità, che frena l'anticristo, che frena appunto il dilagare. L'interpretazione più comune di questa figura è che sia un'allusione al potere di Roma, all'impero romano, no? Per esempio Teodoreto di Ciro, no? Ma anche Agostino, anche altri, no? E ciò che trattiene è l'impero romano, cioè che cosa è che impedisce questa manifestazione? E che cos'è che impedisce, cioè che ci sia la manifestazione piena dell'avversario? Ecco, è l'impero romano, quindi verrebbe visto come quella sorta di protezione. Alcuni hanno definito Nerone come l'incarnazione di questo mistero dell'iniquità, e poi le interpretazioni vanno un po' per questa strada. Evidentemente l'interpretazione forse più corretta è pensare, qualcuno dice no, che questo possa essere un modo per legittimare l'intervento della Chiesa per arginare e contrastare le insorgenti eresie nei primissimi passi del cristianesimo antico. Ma ci sono appunto anche altre interpretazioni di questo potere frenante. E appunto, dallo scambio di lettere tra Taubes e Schmidt, riportato in quella documentazione, ai lati opposti delle barricate, risulta che i due, cioè il rabbino e il giurista, abbiano discusso a lungo
su questo concetto paolino del catechon, del potere cateconico, del potere frenante. Forza, no, che Schmitt, nel celebre saggio Il Nomos della Terra, non esita a indicare il nazionalsocialismo. E Taubes rifiuta questa lettura. E pur restando in dialogo, appunto, collega questo con la filosofia della storia di Romani 9:11, dove si allude appunto al fatto che non c'è più un nemico, che gli ebrei sono nemici in quanto al Vangelo, ma in quanto all'elezione sono fratelli. In quanto all'elezione sono tutti fratelli e quindi ogni distinzione tra amico e nemico viene a cadere. Interessante questo perché, come dicevo, è una lettura che apre a moltissime interpretazioni. Allora, visto che l'ho citato, qual è la tesi di Cacciari su questo tema qui, sul catechon? Cacciari sostiene che intanto contesta Taubes, no, perché dice che la sua lettura è una lettura marcionita, cioè che vede questa lettura del rapporto tra catechon, impero, chiesa, impero romano e chiesa, è appunto come se fosse un Dio dell'Antico Testamento che viene appunto, che prevale in qualche modo, no? E invece propone Cacciari una lettura diversa, possiamo dire attualizzata. E guardando il contesto di oggi ricorre all'immagine di due fratelli miciologici, Prometeo e Epimeteo. Prometeo, sappiamo, no, cerca il trionfo, ma la crisi permanente che stiamo vivendo oggi e le trasformazioni che stiamo vivendo, da tutto questo non emergeranno nuove potenze catecontiche, dice Cacciari, ma forse soltanto grandi spazi in competizione, con delle elite in conflitto tra loro. Come a dire, Epimeteo ha preso la rivincita su Prometeo e conclude Cacciari, cito testualmente la finale di quel saggio: Prometeo si è ritirato o è stato di nuovo crocifisso alla sua roccia e Epimeteo scorazza per il nostro globo scoperchiando sempre nuovi vasi di Pandora. Cioè, come a dire, no, la situazione, questa lettura anche un po' apocalittica, anche quella di Cacciari, ma che dice un po' anche il tempo che stiamo vivendo adesso. Quindi da quel versetto si ricava moltissimo e appunto i filosofi su queste cose ci vanno a nozze. Però mi limito a questo, rinviando eventualmente ad altri percorsi di lettura. Quindi abbiamo visto Paolo, abbiamo visto Nietzsche, abbiamo visto Taubes, adesso vado verso la conclusione e vediamo la lettura che fa Badiou. Mi limito solo a qualche accenno. Badiou è del 1937, ha 83 anni ed ha un passato come filosofo marxista. Nel 2010 appare la traduzione italiana di una sua opera dal titolo inequivocabile: San Paolo, la fondazione dell'universalismo. Strano, no, che un anziano filosofo marxista dedichi un libro a San Paolo. Ancora più strano, forse interessante, capire il perché lo fa. Ecco, Badiou si accosta a Paolo a partire da uno sguardo sull'attuale assetto economico e sociale. E la sua lettura è molto pessimistica. E Badiou dice, giustamente, dal suo punto di vista, ogni cosa è ridotta a merce e si focalizza sul concetto di universale. Universale, dice, è una categoria che si è svuotata, perché quando noi diciamo universale nel linguaggio comune, diciamo sempre qualcosa di estremamente vuoto o meglio pratico. Io leggendo queste cose ho cercato di capire, no? Infatti dopo provate a pensare, quando noi diciamo mi passi quella presa universale, hai un caricabatterie universale? Universale vuol dire che va bene per tutto. Va bene a tutto, no? Un attacco universale. Cioè universale è qualcosa pratico ed economico, ma che è svuotato di qualsiasi altro riferimento. Questo, osserva Badiou, è
quanto più di lontano c'è nel concetto di universale rispetto al suo significato originario, cioè con la sua relazione con il singolare, con cui universale fa coppia, almeno nel mondo ellenistico. Singolare, universale. Oggi, osserva Badiou, nessuna verità può avere un valore universale. L'universalità della verità è totalmente bandita. Ecco allora perché Badiou si interessa a Paolo, perché lo considera come il fondatore di un autentico universalismo, basato su quell'evento singolare che è Cristo. E Badiou interpreta l'evento Cristo con e come l'evento della risurrezione. E così, vedete, chiudiamo il cerchio. Sono partito da Paolo, che viene accusato, no, di essere ciarlatano quando parla di risurrezione. Badiou va proprio a cercare quel concetto di risurrezione. Solo che, appunto, è chiaro che Badiou a 83 anni non vuole passare per il convertito al cristianesimo. E infatti parla della risurrezione come di una favola, no? La favola della risurrezione. Nei suoi testi non trovate mai l'evento della risurrezione come io l'ho interpretato adesso, ma dice la favola della risurrezione, per non esporsi alla critica di essere diventato cristiano, sia mai. Allora, la favola della risurrezione, mettiamo proprio anche che sia la favola della risurrezione. Sentite Badiou che cosa dice di questa favola della risurrezione. Dice: l'amore è proprio ciò di cui la fede è capace. Nel pensiero di Paolo, l'amore è fedeltà all'evento Cristo. L'amore è ciò che fa del pensiero una potenza ed è la ragione per cui uso soltanto, e non la fede, porta la forza della salvezza. Cioè, Badiou, come dire, intuisce che la strada è quella dell'amore, però non vuole dire che è così. E dice questa favola della risurrezione comunque serve per cogliere il valore dell'universale, di cui la nostra società oggi ha estremamente bisogno. Quindi si tratta di una secolarizzazione del concetto di risurrezione che serve a Badiou per rimettere in circolo il valore proprio dell'universale che lega una società. Certo, no, questa di Badiou è una lettura parziale della risurrezione, è una risurrezione senza passione, perché Badiou non prende nemmeno in esame, no, che cosa c'è prima della risurrezione, c'è la vicenda pasquale di Gesù. Però è interessante perché coglie il valore dell'amore in questo. E arrivo così a una mezza conclusione della nostra conversazione. Paolo tra genio e santità. Questa breve rassegna che vi ho proposto di letture filosofiche di Paolo, per quanto limitata, credo ci insegni tre cose. La prima, forse la più elementare e più evidente, però interessante. Ogni filosofo tende a piegare la figura di Paolo secondo le sue attese, i suoi interessi, la sua visione delle cose. Ma in ogni piegatura viene fuori un risvolto interessante. Come avviene in un arazzo, no? Quando tu lo giri e dietro vedi qualcosa che non avresti visto senza quella piegatura. Così è Paolo. Quindi ben vengano, no, queste letture, anche se parziali, se incomplete. Secondo, effettivamente Paolo ha avuto il merito di aver reso il cristianesimo filosoficamente intrigante. E l'interesse dei filosofi per Paolo, per una comprensione non pregiudicata di Paolo, è feconda anche per la riflessione cristiana. Diciamo anche per la teologia in generale. La terza, e forse più importante conclusione. Il genio di Paolo sfugge ad ogni classificazione, perché è la storia di un uomo che ha dato fiducia e ha dato la sua stessa vita per l'uomo di Nazareth. E la cifra di questa è la sua passione. Passio Pauli, passio Christi. La passione di Paolo è la passione di Cristo.
Il processo di Paolo, di cui sentiremo venerdì prossimo i dettagli anche dal punto di vista dello svolgimento, è segnato da una lunga serie di discorsi. Quello fatto ai gradini del Tempio, al capitolo 22 di Atti, quello davanti al Sinedrio, capitolo 23, davanti a Felice, la ringa davanti a Festo e la ringa davanti a Re Agrippa, capitolo 26 di Atti. Certo è che Paolo, il Paolo prigioniero, il Paolo stanco, prostrato dalla prigionia, è un uomo che lotta contro difficoltà quotidiane. Non è più il tempo delle grandi sintesi teologiche, delle grandi elaborazioni. È un uomo che sta vivendo e sta patendo. Eppure in questa sofferenza Paolo non viene meno alla sua testimonianza e dice, scrivendo ai Colossesi: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi, di realizzare la sua parola. Questo, a mio avviso, è il genio di Paolo, cioè è il genio di una persona che vive un'esperienza d'amore, possiamo dire, una relazione di fede che sigilla con la testimonianza fino alla fine quella che possiamo chiamare santità. Ma è esattamente questo, la coniugazione tra la santità e il genio. Nel cristianesimo occidentale moderno il genio è associato alla sregolatezza. Il genio è colui che non ha regole, appunto perché è genio, supera le regole. Ma in Paolo, no, anche in Paolo la genialità è data da questa sregolatezza, che però è solamente la cifra di un amore più grande, che è quello che lo porta appunto a dare la sua vita per la testimonianza del Vangelo. E questo, credo, è il valore di una testimonianza che gli può essere riconosciuta e omaggiata in tante forme, anche attraverso queste letture filosofiche che dicono di Paolo almeno un aspetto della sua genialità, non dico della sua santità, ma almeno della sua genialità sì. Grazie per l'ascolto. Spero di non avervi stremato, però non penso siano previste domande, anzi non spero. Grazie. Grazie, chiarissimo. Sono 3 letture filosofiche, quelle proposte, che giganteggiano nel panorama pur intricatissimo, perché credo che nella storia della filosofia molti si sono occupati della figura di Paolo e quindi è facile rintracciare pensiero successivo a Paolo su Paolo. Avrei 2 o 3 domande, considerazioni. L'aspetto catecontico, che poi è di un fascino straordinario perché nessuno potrà mai dire che cosa è, e quindi consente anche a chi interpreta di manifestare il suo genio, no? E lo dico nel senso che le interpretazioni di Cacciari di altri rivelano la grandezza dell'interprete. Abbiamo sentito anche da Don Michele quanto Paolo puntasse sulla risurrezione di Gesù. Si può anche notare appunto come però fosse dei farisei credere nella risurrezione dei morti. Quello che Paolo porta in più è di dire uno è risorto, perché prima era una dottrina che non aveva una prova della sua bontà, tanto che i Sadducei potevano rigettarla. Però poi c'era anche qualcuno che diceva bene, è risorto Gesù, primo perché non ricompare dopo che
si era fatto presente. E poi perché nessuno di noi risorge? E qui Paolo è geniale perché si inventa l'aspetto catecontico, bisogna aspettare. Probabilmente non aveva in mente niente, doveva soltanto, qua sarò un po' cinico nel dirlo, e doveva giustificare il fatto che dopo Gesù non c'era un secondo risorto. Però poi è altrettanto vero che complica il tutto dando dopo il momento catecontico l'anticristo e poi il trionfo di Gesù. Sì, non è che ho una domanda da fare, dico qua però c'è un aspetto che potremmo anche non necessariamente colmare, voglio dire, chi lo sa se aveva in mente veramente qualcosa che dovesse essere il potere frenante o se non gli bastava adombrare una sorta di potere misterioso che comunque impediva e giustificava il fatto che nessuno risorgesse perché appunto qualcuno in quelle prime chiese glielo chiedevano. Posto questo quindi è una prima riflessione. La seconda è una domanda rispondendo alla quale lei può far chiarezza su un punto fondamentale, perché prima lei ha richiamato la giustificazione che dà la grazia. Ora sono due letture, Paolo ce l'ha e io le chiedo quale lei, o anche una terza che lei avesse, quale lei prediliga delle due almeno. Per Paolo siamo tutti giustificati perché Dio è amore e bontà e quindi la grazia è di tutti, anche di quelli che nascono senza aver nessuna contezza di Dio, del Dio cristiano, di Gesù, o la giustificazione è frutto di una scelta di Dio, non si sa bene in base a quali criteri, per cui la grazia, la salvezza non è di tutti. Credo che qua ci sia anche un elemento di distinzione tra cristiani e protestanti e luterani. Ma è importante questo perché a me risulterebbe difficile pensare a un Paolo che giustifica una parte e non tutti indistintamente, ma c'è qua tutto un problema, tecnicamente si direbbe soteriologico, che è di fondamentale importanza. Se lei ci chiarisse qualcosa su questo punto, le saremmo credo tutti grati. Sì, penso che, non so se vogliamo raccogliere altre domande intanto, che così intanto ci penso, perché non è che una domanda così. C'è parlo difficile. Poi parlare davanti a un paulinista è difficile, insomma, casomai rinvierò ad altre conferenze. Forse più che rompere il ghiaccio l'ha creato una domanda come questa, perché no, potete, chi vuole può intervenire liberamente, non è che... Allora io, come dire, intanto reagisco così ringraziando anch'io per questo tipo di dibattito, no, che è sempre molto interessante, perché Paolo è eccezionale. Allora, sull'aspetto catecontico io avrei voluto diffondermi anche di più, però poi per ragioni espositive ho pensato di fare una cosa un po' più panoramica, no? Ma secondo me la genialità dell'interpretazione di Cacciari, perché è data dal fatto che lui collega questo, cioè l'aspetto del potere frenante, a una questione che secondo me effettivamente è una questione decisiva, cioè la questione del rapporto tra, diciamo così, potere terreno e potere spirituale, o dimensione civile e dimensione religiosa. Beh, domenica prossima c'era il Vangelo, date a Cesare ciò che è di Cesare. È una questione molto grossa, perché che cosa Cacciari contesta a Barth, che aveva fatto una scelta radicale, quella di dire il cristianesimo non è una religione, ma una fede, spiritualizzando tutto al massimo, e dice questa separazione tra la dimensione spirituale intesa come sola fede, senza nemmeno un briciolo di religio, è fuorviante per il cristianesimo, perché non è solo una dimensione escatologica spirituale, ma c'è anche una dimensione concreta, no? Civile, per cui
questo appunto, il rischio è sempre di un cristianesimo disincarnato. Allora, addirittura la Chiesa svolge una funzione catecontica quando prega. No? Cioè svolge appunto, ad esempio c'è quell'immagine, no? Anche nell'Antico Testamento di Mosè che prega, i due che gli tengono sulle mani perché se abbassava le mani perdevano la battaglia. No? Cioè, come dire, a me piace pensare che il potere catecontico più forte è quello della preghiera. E questo cambia la prospettiva effettivamente, no? Cioè ti fa capire che tutto è connesso, potremmo dire, da un punto di vista sia dell'esperienza spirituale che dell'esperienza appunto di ciò che si vive nella storia. Nella storia. Il cristianesimo non può estraniarsi della storia e deve essere anche in qualche modo, uso un avverbio proprio improprio, politicamente presente, non nella forma del partito, però deve esserci una forma, no, in cui c'è una dimensione. Questo secondo me è una questione grossa perché veniamo da una stagione anche del cattolicesimo in cui la scelta religiosa è diventata una scelta spirituale che però dopo rischia, no, di portare a degli esiti che forse non sono quelli originari. Va bene, questo è un grande discorso. Però appunto l'aspetto catecontico è estremamente interessante. Che cos'è che frena di più? Un potere visibile, un esercito, una persona oppure la preghiera appunto? Seconda domanda, cioè la vera domanda, no? La dottrina di giustificazione. Allora l'alternativa che lei pone è un'alternativa in qualche modo, come tutte le alternative secche, difficile da prendere una parte per l'altra. Anzitutto a motivo del lessico, cioè la dottrina della giustificazione non è immediatamente la dottrina della salvezza. La dottrina della giustificazione è una modalità di intendere la salvezza, che è esattamente la modalità che Paolo appunto, utilizza quando elabora la sua dottrina della giustificazione. Ma, come fece Lutero, leggendo la lettera ai Romani di Paolo, Lutero sottolineerà un aspetto di questo, cioè l'affermazione per cui il giusto vivrà per fede. Allora, se ciò che salva, ciò che giustifica è la fede, allora è chiaro che quando entriamo su questo terreno, che è la fede, nessuno di noi può dire, cioè quindi è chiaro che Dio può salvare chi vuole, però serve una forma di fede. Quindi non è che, come dire, siamo tutti giustificati così, come dire, va bene tutto, ma siamo tutti giustificati, il giusto è giustificato nel momento in cui vivrà per fede. Poi, che cosa sia questa fede, in che cosa consiste, quale forma, se sia una fede esplicita o implicita. Alludo solo alla questione del cristianesimo, dei cristiani anonimi di Rahner, per dire, no? Cioè, chi può giudicare chi ha fede e chi non ha fede? In questo senso vedrei uno spostamento della questione, non tanto una dottrina della giustificazione che giustifica appunto tutti a prescindere dall'esperienza della fede, ma una domanda di salvezza che è offerta come possibilità a tutti. È offerta come possibilità a tutti. E poi ciascuno ha il compito e la responsabilità di rispondere a questo. Quindi in forma di possibilità la salvezza è offerta a tutti. Risponderei così. E questo mi pare che corrisponde effettivamente anche a quello che è il modo con cui nel Vangelo noi abbiamo la rappresentazione del testimone fedele che è Gesù Cristo, no? Il quale si chiude, no, il Nuovo Testamento con quella grande immagine di Gesù che dice: io sto alla porta e busso, se uno mi aprirà ceneremo insieme e faremo festa. Se uno mi apre, perché se uno non mi apre io resto fuori. Cioè, quindi la libertà è data, no, di poter accogliere o non accogliere. Quindi, come dire, possiamo dire, è un appello alla libertà e alla coscienza. In questo senso credo che la dottrina di Paolo è estremamente interessante da questo punto di vista, perché Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, dice: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Ciò che salva appunto è l'amore. E l'amore è un'espressione della fede, no? Una fede senza amore, che fede è? Quindi, certo, poi questo, invece la dottrina della giustificazione è qualcosa anche di molto legato anche al modo giudaico di intendere, no? La giustificazione. Perché
gli avversari di Gesù, per esempio in Giovanni questo è evidente, no? Quando dicono i giudei, noi abbiamo Mosè, siamo già a posto, no? Siamo figli di Mosè, abbiamo questa eredità, siamo già a posto. E Gesù dice, proprio perché pensate di essere a posto siete nell'errore. Perché nessuno può pensare di essere già a posto solo per il fatto che appartiene, no? alla stirpe di Mosè. Ma c'è questo passaggio da fare, che è legato esattamente alla persona di Gesù. Quindi allora la dimensione della fede è una dimensione estremamente liberante perché interpella la persona, e quindi è un appello alla libertà. Ecco, su questo, che è un tema vastissimo in effetti, però credo che oggi la risposta più coerente, mi pare, sia rispetto alla tradizione sia rispetto appunto al dato scritturistico, neotestamentario almeno. Ecco, questo in sostanza. Poi certamente chiederebbe molto di più, però insomma penso che sia estremamente attuale. Ecco. Quindi questo va al di là anche delle confessioni, no? Della questione confessionale, no? Perché Lutero ne aveva fatto un campo di battaglia contro le indulgenze, e quindi contro una certa modalità, no? di pensare la giustificazione. Adesso mi pare che i passi fatti nel dialogo ecumenico ci consentono un po' di arrivare a un po' a una maggiore convergenza su questo elemento fondamentale. Ci sono altri? C'è una domanda lì in fondo? C'è una mano innalzata. Ma tornando sulla seconda lettera ai Tessalonicesi, vorrei proporre però un'altra considerazione, non tanto di carattere teologico, ma di carattere più storico. In questo senso, i fedeli di Tessalonica erano sfiduciati perché alcuni di loro erano morti senza che si fosse manifestata la parusia di Cristo. E anche quelli che erano ancora vivi ormai temevano di non poterla vedere. Per cui manifestano questa preoccupazione e Paolo interviene con questa seconda lettera e con questo colpo geniale per cui, con una argomentazione abbastanza oscura, mai capita pienamente da nessuno, sposta a piacimento la parusia di Cristo. Ecco, tutti si focalizzano sull'interpretazione di queste frasi oscure di Paolo. Però c'è un dato da considerare, che se i Tessalonicesi erano così preoccupati per la mancata parusia, è segno che era stata loro predicata una parusia imminente. E quindi lo stesso Paolo probabilmente aveva predicato una parusia imminente. Vedrò Cristo prima di morire, lo vedrò ricomparire e ci sarà questa specie di giudizio universale. Ecco, quindi io vedo questa seconda lettera ai Tessalonicesi come un ripensamento, un revirement di Paolo che con un colpo geniale sposta l'appuntamento molto in avanti e praticamente la Chiesa lo sposta all'infinito. Questa lettura è stata abbastanza trascurata, ma direi che è plausibile da un dato di fatto, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di scrivere e rincuorare i fedeli che erano sfiduciati. E questo mostra ancora il genio di Paolo che, da un lato, con questo suo messianismo universale non più legato alla tradizione giudaica, e dall'altro con lo sganciamento totale dalle regole alaliche, ha creato le premesse per un cristianesimo universale e aperto al mondo occidentale e ai romani. Certo, la questione del ritardo della parusia, che non è il ritorno di Cristo, è la venuta e la manifestazione finale, perché Cristo, se noi diciamo ritorno, vuol dire che è andato via, ma lui non è mai andato via. È la venuta finale, cioè la manifestazione finale. E ecco, il problema di questo ritardo è che
è un problema che ha generato, tra l'altro, una delle pagine ancora più belle dei Vangeli, le parabole, per esempio, no? Le parabole delle vergini sagge, vergini stolte, erano delle raccolte di alcuni detti di Gesù che poi sono stati rielaborati alla luce di questo problema, cioè il ritardo di questa venuta. Allora, non entro sul tema di che tipo di predicazione era stata fatta, va bene, probabilmente era la convinzione che fosse imminente questa venuta. Ora, usando un gioco di parole, si tratta di leggere questa imminenza alla luce dell'immanenza, cioè se il Cristo risorto è il vivente ed è vivo in mezzo a noi, dal punto di vista della fede, la questione della manifestazione è una questione che riguarda l'imminenza di un'immanenza, cioè il fatto di dire sta avvenendo colui che però è già qui. Allora, per esempio, forse ci può aiutare Giovanni in questo, perché l'Evangelista Giovanni ha delle pagine da questo punto di vista che sono eccezionali, perché dice, ad esempio nel dialogo, no, tra Maria che vede il fratello Lazzaro, dice Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, come se fosse una specie di amuleto, no? Se tu eri qui lui non moriva. E Gesù dice a lei, no, appunto le risponde, credi tu, no, alla risurrezione? Dice sì, io credo. E lui dice no, io sono la risurrezione e la vita. Cioè è lui la risurrezione, è lui la sua persona. Ora, questo è un testo eccezionale, secondo me, questo di Giovanni, perché ci fa capire che il problema non è noi, come dire, se aspettiamo qualcosa che venga dall'esterno, ma dal punto di vista, almeno della teologia giovannea, la vita eterna è già qui e ora. Questa è già la vita eterna, perché la vita eterna, dice Giovanni, è conoscere me, è restare uniti al tralcio come la vita. Quindi non è che voglio, come dire che è un finto problema, quello della venuta finale. È un problema che era presente nella Chiesa antica, forse era stato molto sentito, però è estremamente interessante come lo puoi vedere anche da un altro punto di vista, cioè che è quello della comunione tra la Chiesa terrena e la Chiesa celeste, no? Tra l'altro è una delle questioni più, secondo me, più affascinanti del cristianesimo, cioè il fatto che da una parte stiamo vivendo l'eone ultimo, L apostrofo, non l'animale, no? Questo che stiamo vivendo è l'ultimo eone, è il tempo definitivo, è il tempo ultimo. E quindi se c'è questo non è che ce ne siano altri. Ed è in questo tempo che noi viviamo questa venuta. Quindi da questo punto di vista scardina un po' l'idea, no? Perché si pensava che la venuta del Messia fosse una venuta appunto che dovesse arrivare qualcuno da chissà dove. L'approfondimento un po' del modo di stare al mondo del cristianesimo, dello statuto, dicevo, escatologico, ci fa capire che la vita eterna è questa, è già qui, inizia già qui. E questo è il grande appunto mistero del cristianesimo. Certo. Quello, insomma, c'è una sì. A me piace leggerla così, ecco, almeno, dopo è una mia lettura, per carità, parziale, però insomma la leggerei così da questo punto di vista. Eccolo qui o eccolo là, è in mezzo a voi, no? Non credete che... Ecco che questa sia anche una bella conclusione per la serata di stasera, visto che tra poco, anche tra 15 giorni, c'è anche la festa di tutti i santi, questo era un modo per chi crede un po' di vivere questo. Grazie. Grazie a voi, grazie. Certo.